Diffondere e promuovere attività di prevenzione che possano permettere alla popolazione in età lavorativa di adottare stili e comportamenti di vita volti a mantenere buone condizioni di salute, con particolare riferimento ai comportamenti alimentari, anche riconoscendo possibili situazioni di rischio. ULSS 4 e Veritas insieme hanno dato vita a un innovativo progetto di welfare e inclusione sociale, due i pilastri del protocollo: prevenzione nell'ambito dell'alimentazione e inserimenti lavorativi. Il tipo di collaborazione non è solo finalizzato alla prevenzione di quello che può essere il disagio legato all'alimentazione, ma permette anche di realizzare percorsi di riabilitazione attraverso inserimenti lavorativi o reinserimenti lavorativi che riguardano i nostri utenti seguiti dal Centro Disturbi del Comportamento Alimentare e che possono trovare nell'area Veritas attività lavorativa che in qualche modo li aiuta a riprendere quell'autonomia, quell'indipendenza anche economica, quella sicurezza nella capacità di affrontare, diciamo, le sfide quotidiane, che è parte della terapia, è parte integrante della terapia. E per questo il protocollo ha veramente un valore aggiunto, perché ci permette di lavorare a 360 gradi nell'ambito preventivo e anche nell'ambito della riabilitazione con una di quelle aziende che, diciamo, sono fortemente presenti in questo territorio, l'avete sentito, oltre 3.500 dipendenti, quindi è una realtà molto importante. Veritas distribuirà al proprio personale materiale informativo realizzato dall'ULSS sulla corretta e sana alimentazione e sui disturbi del comportamento alimentare e si impegnerà ad accogliere 5 inserimenti lavorativi l'anno gestiti dal servizio di integrazione lavorativa dell'ULSS 4. Il tema di fondo è che noi dobbiamo garantire servizi pubblici alla popolazione di una certa qualità e il più efficientemente possibile, e per fare questo le schiere sono fatte da persone, le persone devono stare bene al lavoro e quindi devono essere, diciamo, loro e noi supporto per poter pensare di lavorare sempre, ogni giorno, nella migliore condizione possibile e anche per molto tempo. Sì, sono diverse le azioni di welfare che abbiamo organizzato in azienda per i dipendenti, anche per le loro famiglie, e lo scopo è quello appunto di rendere la vita lavorativa, diciamo, il più possibile vicina anche alla vita personale, in questo caso, così da avere un apprezzamento anche da parte loro per il lavoro che fanno per tutti noi.